Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Sibille. Oggi è lunedì 1° novembre, iniziamo un nuovo mese e abbiamo appena superato una festività che ha comunque qualcosa di magico. Forse tutte le festività, soprattutto i cambi stagionali, presentano occasioni molto importanti per mettersi in contatto con le energie sottili, le forze diciamo così più a noi oscure. In particolare però il periodo, cioè la festa, la notte di Halloween o Samhain, diciamo così, perché in fondo è l'origine di questa festa è un'origine irlandese, dunque ci proviene dalla tradizione celtica. In questa notte che abbiamo appena trascorso, le energie che ci permettono di entrare in contatto soprattutto con il piano astrale, dove è facile incontrare o trovare spiriti disincarnati, ecco che si assottigliano moltissimo i confini e abbiamo appunto attraversato una notte magica molto importante e che sicuramente ci ha permesso insomma di percepire delle cose in più. Chissà che sogni avete fatto questa notte, chissà se ve li ricordate. Bene, ma al di là di questo è anche, oltre il primo giorno del nuovo mese, anche il primo giorno delle dirette della settimana, dunque siamo appunto, apriamo la carrellata delle dirette. Vi ricordo quali sono gli appuntamenti per questa settimana. Questa sera alle 21:30 siamo già qui, leggermente in ritardo, ma ormai vi sarete abituati. Mercoledì alle 21 sul canale YouTube del Marietto Veneziano saremo nuovamente in diretta, ovviamente sarò ospite del Marietto, e venerdì alle 21:30 sempre sul mio canale YouTube. Tra l'altro ogni tanto capita di essere ospite presso altri programmi, altri canali YouTube. Domani alle 16 sarò ospite del canale Psicologicamente Vincenzo D'Amato Ipnosi. Il programma sarà condotto da Giovanni Fernandez alle 16, dunque se vi fa piacere parleremo dell'astrologia antica e delle chiavi del proprio destino. Bene, detto questo, vi ricordo velocemente quali sono le cose che chiedo sempre durante il consulto, perché alla fine la risposta alla vostra domanda è un assaggio di un consulto, la possibilità di vedere insomma come effettivamente approfondisco poi gli argomenti durante il consulto privato. Vi ricordo, un consulto privato dura 45 minuti e ha un costo di 20 €. Se siete interessati contattatemi al 347 8702 622 per prenotare appunto il vostro consulto. In questa sede però, mentre durante i consulti privati possiamo approfondire molto e ovviamente usiamo dati sensibili, più personali, durante le dirette qui sul canale mi limito a chiedervi il vostro nome e la vostra data di nascita. Vi chiedo ovviamente di gestire al meglio la vostra opportunità, ponendo una domanda chiara, mirata, con qualche dettaglio se potete nella domanda, così che mi siate d'aiuto a rispondervi chiaramente nel vostro interesse. E se la domanda riguarda un'altra persona, vi chiedo sempre di mettermi anche il nome di nascita, di battesimo di questa persona e la sua data di nascita. Bene, vi ricordo comunque che siamo online sia sui nostri canali YouTube, nei quali troverete numerosi approfondimenti nelle varie playlist dedicate agli argomenti che ovviamente seguiamo e trattiamo. Sul sito www.ilcapitano.altervista.org, dal quale divulghiamo radionica in forma totalmente gratuita dal 2015, e nelle altre sezioni del sito troverete comunque molte altre dispense che possono essere di interesse, insomma, per gli amanti dell'esoterismo e delle discipline di crescita spirituale.
C'è anche la sezione shop sempre nel sito, così che potrete vedere quali sono i nostri servizi a pagamento. Infine, su Facebook abbiamo 2 gruppi che ormai sono lì da qualche anno, i Casti Sacerdotali e Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. Bene, direi di cominciare a darvi delle risposte, a salutare le persone che sono collegate. Buonasera Sonia, buonasera Claudia, buonasera Marietto, buonasera Francesca, buonasera Raziel, buonasera Loredana, buonasera Rosalba, buonasera Chiara, buonasera Stella, buonasera Roberta, buonasera Tatiana e poi vabbè Stella che un'altra Stella, ecco, sembrava la stessa, invece ho visto che le immagini erano diverse. Benissimo, bentrovati, benvenuti. Mi fa tanto piacere che abbiate scelto di trascorrere un po' di tempo in mia compagnia. Questa sera la chat è riportata, mentre venerdì avevo qualche problema. Direi di cominciare dalla prima domanda. Sonia, 3 luglio 95, Valentino, 18 gennaio 80. Come andrà? Abbiamo appena ripreso la nostra storia dopo una nostra piccola rottura a causa delle mie insicurezze. Grazie. Bene, vediamo allora come andrà fra Sonia e Valentino. Allora, il taglio comunque è un taglio abbastanza favorevole, la vecchia signora può indicare molti aspetti, ma anche più generalmente l'inizio di nuovo di un periodo sereno, tranquillo. Diciamo che ancora resta qualche piccola perplessità, però vediamo un po'. Allora, bene, come vedi, riprende, in effetti c'è, il ritorno già nella prima linea, nella linea del passato. Sicuramente avrete affrontato gli argomenti che riguardano la fiducia, il riprovare, il ricominciare da capo. Vedi che, sembrano assolutamente confermati dalle sibille, ma c'è ancora un piccolo aspetto che resta come un'ombra nel passato, perché c'è un po', come dire, delle forme di preoccupazione o di ansia o di tormento. Diciamo che la carta dell'ammalato, parla di un periodo passato a riflettere, a prendere delle decisioni, ma può anche parlare di preoccupazioni, considerando la carta dell'amante subito dietro, preoccupazioni su eventuali proposte che possono essere state fatte o ricevute. La linea del presente comunque, questa formata da 4 linee da 4 carte scusate, apre con, ancora qualche sospeso, qualche pensiero, ma anche la necessità di trovare delle soluzioni, o la volontà di farlo, di fare progetti anche per sanare la relazione, ma compaiono 2 figure qui in questo presente. Uno è un ragazzo più giovane, che probabilmente ti è anche stato accanto in questo periodo, e l'altro è l'uomo più maturo. Non possiamo dire, è più grande chiaramente, non possiamo dire tanto più grande, perché chiaramente il Gran Signore si riferisce, essendo una carta, che possiamo associare al Sole, il Gran Signore si riferisce a un uomo nel pieno della sua maturità, dunque, tra i 33 e i 55 anni generalmente. Dunque, ci ritroviamo di fronte a, 2 figure, no, un ragazzo che potrebbe essere un caro amico, un amico fraterno, una persona insomma che magari, ci fa la corte ma in modo discreto, e questo uomo. Dunque il presente comunque, effettivamente sembri abbastanza circondata da persone che hanno a cuore il tuo bene. Nel prossimo periodo
Mhmm, è probabile che, comunque la situazione possa in qualche modo, cambiare ancora. Io, ho la sensazione, vedendo così l'artista, l'amore, la costanza, che comunque, siano 2 principalmente le opzioni, così come 2 sono le figure che compaiono in questo presente. È possibile appunto che, l'artista, l'amore, la costanza parli di un periodo con questo ragazzo di cui hai già cancellato il nome purtroppo e dunque non mi sfugge, adesso la memoria non mi accompagna, cioè penso Valentino si chiamasse, boh, vabbè. Questo uomo, perché comunque, insomma una quarantina d'anni ce li ha, questo uomo effettivamente potrebbe dare il via anche ad una serie di situazioni che, nel tempo appunto, confermano una certa stabilità, una certa solidità. Attenzione però, questa era la prima interpretazione, l'altra potrebbe anche essere che, potrebbe emergere alla lunga interesse per un'altra persona. Probabilmente proprio tu potresti disinteressarti di Valentino e scoprire che questo ragazzo giovane, e così che ti è stato così vicino, potrebbe insomma avere la meglio. In ogni caso la carta dell'artista, sancisce o comunque sottolinea quanto questa persona sia affascinante. Potrebbe anche essere non c'è il 2 senza il 3 o tra i 2 contendenti il terzo vince, dunque, potrebbe anche fare la comparsa una nuova figura. In ogni caso, tra te e Valentino ci saranno dei momenti di dubbio, di perplessità ancora, come vedi nella carta del nemico e del militare, che, fanno sospettare, no, la presenza di qualcuno nascosto. C'è ancora un pochettino di perplessità, però, il rapporto regge, vedi che c'è la carta dell'Imeneo. È possibile anzi che magari per tranquillizzarti ti proponga qualcosa di più. Ehm, io penso che però restino ancora molte perplessità e che in futuro, avranno comunque la meglio sull'andamento del rapporto. Ho la sensazione che comunque, per quanto si possano sistemare delle cose, a volte i vasi rotti restano rotti, anche se li incolli con il collante più forte del mondo. C'è comunque un qualcosa che emergerà ancora, altri sospetti, l'indizio di qualche furberia, cioè potrebbe anche darsi che tu veda qualcosa che, non è detto che ci sia, però comunque quel qualcosa sarà lì a creare confusione, a creare pretesti per discutere e questo qualcosa sembra essere probabilmente una ex moglie o qualcuno, che è stato importante nella vita di lui. Ma non ti nascondo che la carta del mercante potrebbe anche, indicare che calcherai un po' la mano su questa cosa, perché è possibile che in fondo, i anche il tuo interesse sia poi rivolto da qualche altra parte. Dunque staremo a vedere. Allora, Claudia, 11 giugno '72, arriverà un amore di un uomo? Okay, va bene, scusami ma non riuscivo non so perché a leggerla come si deve. Vediamo allora di rispondere a Claudia su questa domanda sull'amore, se arriva l'amore di un uomo. Allora, eppure c'è un po' di rassegnazione in questo momento, ma qualunque cosa sia che non hai potuto ottenere o che in questo momento sfugge in qualche modo, sembra comunque essere
buono per te, come se fosse comunque la tua fortuna. Ora vediamo un po'. Allora, nella linea del passato si vede comunque della sofferenza, si vede della stanchezza, forse proprio a causa del pregresso, nei confronti di un uomo più giovane che insomma, risulta un po' impegnato, ma risulta anche che non disdegna comunque di farsi avanti o di cogliere delle opportunità. In questo momento però siamo nella linea del presente, c'è una situazione un po' così. Mhmm, Intanto probabilmente hai, contatti amichevoli, cioè inizi di amicizie, di rapporti appunto basati più che altro sull'amicizia in questo momento, tra i quali potrebbe comunque insinuarsi qualcosa, ma c'è ancora da mettere a posto un po' di malinconia, non sei ancora, come dire, nel pieno della tua forma, ma è anche possibile che questa malinconia, questa tristezza sia anche una preoccupazione che cominci ad avere magari legata a questioni di salute. È possibile insomma che, un periodo di prova e di forte stress richieda un po' di recupero. Comunque in tutto questo, è possibile anche che tu viva certe situazioni più come sostegno psicologico che non come relazioni vere e proprie. Ad ogni modo, nel prossimo periodo arriva qualcosina, lo vedi che c'è il belvedere, il bambino, il pensiero, dunque arriva qualcosa di bello, nuovi inizi, nuovi incontri, ci sono situazioni che si profilano all'orizzonte e che permettono anche di fare dei progetti, di cominciare a pensare in termini diversi, a elaborare anche qualcosa. Dunque deve essere comunque qualcosa che già è, in giro. Potrebbe essere comunque una di queste amicizie che, nel tempo potrebbe, sviluppare qualcosa di più. In ogni caso, le ultime carte, superbia, giovane fanciulla e allegria, potrebbero anche indicare, ehm, che parte di questi nuovi inizi possano riguardare comunque anche o una figlia adolescente, cioè ormai, grande, con cui magari ci sono delle piccole difficoltà, dunque, delle forme di prova, di piccole rivalità ed è anche possibile appunto che proprio lei o grazie a lei sia possibile che qualcosa, si muova in modo diverso, perché la carta dell'allegria prevede effettivamente periodi nettamente migliori rispetto ai momenti che abbiamo visto nel passato, con un po' di nostalgia, con delle situazioni, che ci prendono in contropiede, che ci disturbano. In futuro, come vedi, le cose sembrano nettamente migliorare e, portare occasioni, opportunità che per quanto possano essere comunque volubili o ancora agli inizi, dunque instabili e incerte, in realtà saranno abbastanza appaganti. Dunque, non compare un uomo vero e proprio, come se fosse una nuova un new entry, sembra invece che per il tramite di questa ragazza si muova qualcosina. Qualcosina di che tipo? Questo è interessante perché tutto sembra guardare indietro nel passato. La matrice, il nemico, allegrezza al cuore, vecchia signora sembrano presentare il quadro di
una persona che non abbiamo mai dimenticato in qualche modo, che continua a essere lì in qualche piega del nostro cuore e che continuiamo in qualche modo a tenere d'occhio, perché il nemico, è un po', è vero che è anche una situazione, che avvisa o preannuncia degli ostacoli che però sono facilmente superabili, ma annuncia anche la possibilità che nel tuo futuro, ci sarà un momento in cui, terrai d'occhio, diciamo così, una persona che appartiene al tuo passato e con la quale non escludo che possa nascere nuovamente un flirt. Dunque, qualche incontro nuovo non è da escludere, ma sembra più probabile che qualche situazione che in questo momento è tenuta nella zona amici o nella zona delle amicizie, possa maturare e svilupparsi in qualcosa di più. E ora vediamo un pochino la prossima domanda, che è la domanda di, Luca, 27 agosto '85. Perché in amore attiro solo persone inconcludenti? Bella domanda. Vediamo di risponderti con le sibille. Allora, 27 agosto '85, vediamo perché in amore attira solo persone inconcludenti. Il nostro Luca, vediamo un po'. Mh. Considerando che bisogna rispondere a una domanda che riguarda te, e dunque come se ci fosse qualche, cosa da ricercare in te, no, una causa tua, militare nemica. Dunque il militare sono tutte quelle forze che si muovono occultamente, no, come se fossero, se proprio vogliamo dare una risposta sotto un profilo psicologico, io questo accostamento lo definirei programmi autosabotanti, mh. Ora cerchiamo di capire perché attiri solo questo genere di persone. Madonna. Allora, in prima linea abbiamo messaggero, viaggio, riunione, lettera, leggerezza. Dunque, tutto sembra avere origine da una persona che va e che torna. Dunque, dà la sensazione in qualche modo di, un un qualcuno o un qualcosa o forse qualche decisione che hai fatto tu in passato, che ti hanno riportato comunque sui tuoi passi o, se non sei stato tu, comunque qualcuno che è ritornato sui suoi passi. Questo potrebbe anche indicare perché sei ancora lì che attiri persone inconcludenti, forse perché stai ancora desiderando segretamente che torni una persona in particolare e di conseguenza, vedi, al presente prigione, superbia, sospiri, ladro. Cioè, per quello mi è venuto di dire Madonna, perché effettivamente, la linea del presente fa capire che sei bloccato in una situazione dove ancora ti tormenta, un rivale, qualcuno che in passato ti ha portato via, forse la persona del cuore. In qualche modo questo deve aver dato, o aver lasciato una traccia, la traccia che probabilmente, non vale la pena investire tempo in te. Forse tu questo hai registrato dentro di te. Non sto dicendo che è così, che hai ragione, che è vero, assolutamente. Sto dicendo che forse dentro di te è rimasto un qualcosa del genere, qualcosa per cui hai la sensazione che le persone non vogliano o non stare al tuo fianco, che tu non meriti qualcuno
che stia al tuo fianco. Dunque, secondo me, in primo luogo devi cercare dentro di te dove si nasconde questa ferita, legata a chi e chi in qualche modo stai ancora aspettando, va bene? Ma che ti sei visto portare via. Secondo me la chiave è lì. E quando riuscirai a concludere finalmente una volta per tutte questa cosa, vedi, a chiudere completamente questo capitolo, a lasciare andare questo ragazzo del passato che ti ha fatto molto soffrire, tu riuscirai ad andare oltre, perché vedi che questo porterà una guarigione, per te, dei nuovi inizi anche, tra cui possibilmente potrai scegliere. Per me la chiave è lì, qualcosa che si è fissato dentro di te a causa di un qualcuno che hai tanto aspettato e tanto sospirato, ma che ti sei visto portar via. Bene. Andiamo avanti e rispondiamo alla prossima domanda. Intanto saluto anche le altre persone che si sono aggiunte. Una una persona che si è aggiunta, beh, benvenuta Tam, mi fa veramente piacere, però Tam, mi raccomando, mi serve il tuo nome di battesimo, la tua data di nascita o comunque, le date delle persone di cui mi hai chiesto, Indy e Alfred. Bene, allora vediamo un pochettino ora la prossima domanda è di Loredana. Ciao Hilde, volevo sapere se Sebastiano, 25 settembre 63, lascerà Anna, 28 giugno 75, per stare con Lori, 16 giugno 73. Vediamo un po'. Cosa farà Sebastiano nel prossimo periodo nei confronti di Anna? Beh, sembra comunque che arrivi la notizia di una riuscita, di qualcosa che okay. Allora, beh, visto che la domanda verte su Sebastiano e Anna, andiamo praticamente a vedere cosa succederà fra loro, perché, poi non in una domanda non sono poi così in grado di vedere, se la conclusione con lui automaticamente significherà che lui venga da te. Sarebbe, come dire, più opportuno sviluppare questa domanda in 2 domande distinte. Dunque, come va con loro e se lui torna da te. In ogni caso in questo momento vediamo come andrà con loro. Da quello che si vede, comunque tu vedi morte, bambino, sacerdote, sospiri, pensiero. Qui morte, bambino non è proprio da intendere come la morte di un bambino chiaramente, perché sarebbe veramente quello sì che sarebbe inquietante, ma sembra proprio la fine di un qualcosa, di una fiducia, di un rapporto proprio un rapporto su cui contavi, no, su cui facevi affidamento. E, soprattutto l'affidamento e la fiducia era rivolta, vedi, al sacerdote che è l'uomo grande. Ovviamente stiamo parlando di un uomo, 63 che li ha superati i 55, dunque ci sta. La carta del sacerdote rientra perfettamente in questo personaggio. Dunque che tra l'altro ti ha portato veramente dei tormenti. Secondo me hai sofferto parecchio per quest'uomo, nell'attesa di vederlo tornare, di sapere delle cose, di trovare delle soluzioni, magari anche un modo per riportarlo a te. C'è tutto in questa linea. In questo momento però
allegria, allegrezza al cuore, speranza, stanza, messaggero. In questo momento fra loro la cosa ancora regge, ci sono ancora delle circostanze, su cui, trovano un punto d'incontro. Una di queste sicuramente è una certa, voglia di divertirsi, ma anche la possibilità che, mantengano questo rapporto su una linea piuttosto leggera, ma basata sull'intimità fisica, perché qui sembrerebbe che non è che abbiano progetti per il futuro, non è che stanno pensando di arrivare mano nella mano fino all'ultimo dei loro giorni. Qui sembra proprio che se la spassino e basta, cioè non c'è quell'impegno o chissà che partecipazione. C'è un coinvolgimento di qualche tipo e per ora la vivono così. Ma in futuro devo dire che cominceranno ad avere dei problemi, perché nemico, costanza e prigione fa capire che comunque a un certo punto la situazione incontrerà delle difficoltà e, andrà a bloccarsi. Dunque queste difficoltà evidentemente si tireranno avanti per un po' e, a quel punto questa situazione va in una forma di stallo, al punto che mercante, amore e disgrazia fa capire che a un certo punto, insomma, ci sarà un qualche evento che andrà a rompere, l'incantesimo, spezzare quest'incantesimo, chiamiamola così, o comunque ehm, questo coinvolgimento evidentemente perché si valuterà che non è più opportuno portarlo avanti. Dunque, ritengo che comunque fra loro, neanche cioè, c'è comunque la carta dell'allegrezza al cuore, lascia comunque intendere che non abbiano poi una completa esclusività o che non abbiano, come dire, solo occhi l'uno per l'altra. Vuole anche dire comunque che, il rapporto è mantenuto più su, come dicevo prima, non su cose profonde, ma su, un altro tipo di intesa. Comunque, giovane fanciulla, leggerezza, superbia a casa, potrebbe indicare che sarà proprio la ragazza, a ad appassionarsi a qualche altra persona, qualche altra figura, qualche rivale, o comunque sarà lei ad avere un atteggiamento inadeguato, in futuro. Dunque non so fino a che punto, questo poi risponda in tutto e per tutto quello che ti aspettavi tu nella tua domanda, però io con questa stesa riesco a fare questo. Andiamo avanti. Vi ricordo sempre 347 8702 622 per un consulto privato professionale, 20 €, 45 minuti. Andiamo avanti con Rosalba. Troverò un altro lavoro, questo mi scade, fine novembre 22, agosto 57 è ovviamente la data di Rosalba, vediamo un pochettino cosa avverrà per il suo lavoro. Fine novembre la scadenza, vediamo che succede. Grazie Sibille. Vediamo un po'. Eh, eh sì, che sia a termine, effettivamente lo confermano anche le sibille. Allora, ehm, stavo guardando perché comunque voi le vedete dritte, io le guardo al rovescio, ma non è un problema, lo faccio sempre. Ehm, si direbbe che comunque una comunicazione che potrebbe essere, ehm,
o un qualcuno incaricato di portare queste comunicazioni, oppure comunque in passato l'accordo che è stato preso, dunque ha un'indicazione di natura legale, contrattuale, no, era comunque positivo, ma è chiaro che, già nel passato recente, cioè il lavoro era diciamo quello giusto, mettiamola giù così, però, era preannunciato, no, questa conclusione e di conseguenza, già nel passato recente hai cominciato un po' a temere il momento in cui saresti rimasta a casa. Diciamo che non è male però, l'avvio, la partenza. Ora guarda, io devo dire che, ehm, ho proprio la sensazione che tu nell'immediato riceverai comunque una proposta, un'offerta che ti renderà felice. Forse non dico che non te lo aspettavi, perché comunque è qualcosa che tu stai desiderando, cioè tu lo pensi, è una tua ambizione, un tuo desiderio e dunque questo desiderio in effetti sembra essere soddisfatto. Compare una donna giovane. Ora, questa donna giovane potrebbe essere o una figlia che, magari, comunque con affetto ti propone qualcosa insieme, di realizzare qualcosa insieme, un progetto insieme, oppure potrebbe anche indicare che, a ricevere la proposta sarai tu, ma da parte di una donna più giovane. Comunque in ogni caso non ti vedo completamente a terra, sembra comunque che questa opportunità valga la pena di essere vagliata e che possa arrivare così presto da arrivare addirittura mentre sei ancora in servizio in questo lavoro dove la scadenza è a fine novembre, perché come vedi, c'è questo, ma questa proposta comunque o questa opportunità, è legata a, un'altra città, forse un altro luogo. Infatti vedi che, la carta del viaggio indica che ti ci dovrai spostare, no, per andare, verso questa direzione. Dunque, mi sembra comunque un'ottima cosa, la collaborazione sarebbe, in ogni caso se non prende forma questa proposta che ricevi, da parte di questa donna più giovane, comunque nel futuro arriva qualche altra cosa, come ti ho detto, legato a qualche altra città e sembra appunto che arrivi mentre sei ancora in servizio, e questo l'abbiamo detto. Ti vedo viaggiare e ti vedo, vedi, collaborare o con qualcuno con cui già hai collaborato in passato e dunque potrebbe essere, una vecchia conoscenza, oppure, l'indicazione perché c'è anche la carta del nemico, dunque non possiamo trascurare il fatto che questa collaborazione comunque presenterà una serie di difficoltà. Forse questa persona comunque non è sempre benevola come sembra, a volte è un po' bacchettona, un po' rigida, che tende al controllo. Dunque, la collaborazione ci sarà con questa persona, ma non sarà sempre semplicissima. Ad ogni modo, il fermo, diciamo così, non durerà molto. Secondo me, anche se appunto, come abbiamo visto l'occasione arriva già mentre sei ancora, in corso con l'attuale contratto che hai, lo sviluppo vero e proprio poi della prossima attività arriverà, ma arriverà diciamo, ehm, abbiamo visto appunto con quella figura più giovane, o con la collaborazione con una persona più giovane con cui hai già lavorato o viceversa, la collaborazione con una vecchia conoscenza. Non sarà semplicissima, qualche situazione, si arresterà per un po', probabilmente questa collaborazione proprio avrà un momento di stop oppure non partirà da subito e sembra proprio riguardare la possibilità di un ritorno, vedi c'è già questa è un po' una conferma del fatto che potrebbe essere il ritorno a un vecchio posto dove già sei stata.
Questo magari ti turberà un po', però, perché se tanto mi dà tanto, questa persona la conosci già e già nei trascorsi non deve essere stato semplice, però devo dirti che ogni tanto, se anche le cose non sono semplici, ma le conosciamo già, sappiamo anche un po' come gestirle. Comunque secondo me torni in un posto dove sei già stato. A casa non ti vedo in ogni caso. Andiamo avanti, rispondiamo a Stella. Posso chiederti come andrà tra Giuseppe 18 luglio 78 e Stefi 25 aprile 88 in futuro? Lui è un ex mio, ma impegnato. Va bene, vediamo un po'. Ma non ho capito se questa Stefi sei tu? Sei tu che ti chiami Stefania? O è la persona, prego Rosalba, la persona con cui lui sta? Allora, vediamo un po'. Vediamo se mi rispondi. No, non sei tu. Allora lui. Ah, ok, perfetto. È la donna che ha in questo momento. Va bene, allora vediamo come andrà tra questo ex Giuseppe 18 luglio 78 e Stefi 25 aprile 88 nel loro futuro. Vediamo un po' questo rapporto. Allora, prigione e conversazione. Mh. Allora, da una parte può indicare che hanno già cominciato a non parlare più come prima. Potrebbe però anche indicare che hanno già cominciato a non frequentare più le consuete compagnie. Comunque c'è una situazione un pochettino in stallo. Vediamo che sviluppi. Mh. Allora, ecco, così si vedono tutte, anche se non c'è l'esito in questo momento, lo metto poi in primo piano dopo. Allora, questo rapporto da quanto dura? Perché non è comunque una cosa, non sembra una cosa nuova nuova, c'è comunque già qualcosa di avviato. Sebbene parte dalle ceneri di un precedente rapporto, dove resistono ancora dei rimpianti. Però, mah, un po' per interesse, un po' per attrazione, questi 2 insomma sono lì, che almeno nel passato sono arrivati, cioè hanno iniziato a costruire e sono arrivati all'oggi, diciamo così. 4 anni infatti, cioè si capisce che non è proprio una cosa recentissima. In questo momento c'è un qualcosina già che si sta muovendo e sembra riguardare lui e un suo segreto perché attenzione, l'allegria è una carta di, baldoria, di festeggiamenti, di periodi di allegria, di quando ci si accontenta, oppure, di quando appunto si festeggia un qualcosa, ma può anche essere sono alcune le carte di flirt e questo potrebbe essere un momento così di ebbrezza, di un qualche interesse, diciamo così, legato a qualche interesse, perché infatti si vede che lui la carta del viaggio o magari
per questioni lavorative viaggia ed è ben felice di farlo, perché comunque ha i suoi segreti, oppure qui c'è qualcosa, vedi, che sta cambiando e che lui tiene per sé nascosto. Comunque c'è un qualcosa, vedi la carta del militare, se poi lo abbiniamo a una linea così, mi sembra proprio indicare che qualcosa sta cambiando in lui, ed è qualcosa più forte di lui. Ehm, In ogni caso il rapporto ancora prosegue, mh, e è possibile che nonostante, lui sia combattuto per qualche aspetto, faranno probabilmente un passo in più. Non so che tipo di relazione stiano vivendo in questo momento, nel senso se sono già conviventi oppure se ognuno torna a casa sua, però, sembra che si apra, diciamo così, la possibilità di parlare, di proporre qualcosa in più. Non lo vedo già compiersi, ma parlarne, proporlo. Vedi che c'è la proposta e l'apertura per il futuro. Dunque c'è un qualcosa che si muove nel prossimo periodo, però attenzione, vedi che c'è anche un qualche ostacolo che arriva a raccogliere delle cose buone. Dunque cosa significa? Che ci saranno delle difficoltà a cui andranno incontro, ma gli metteranno una pezza. Attenzione perché una delle difficoltà potrebbe riguardare l'aspetto economico. Per qualche ragione, forse i loro piani hanno necessità, di potersi concretizzare anche grazie ad un aspetto economico forte. Comunque io non vedo rotture qua per ora. Dico sempre per ora perché le Sibille guardano i prossimi eventi e li guardano più o meno in ordine di come di come si presenteranno. La, tempistica non è di facile individuazione perché, dipende dalla rapidità con cui si susseguono poi gli eventi. Però possiamo dire che io per quello che vedo in questo momento non vedo rotture, ma non vedo nemmeno completa trasparenza. C'è qualcosa che sfugge, che è nascosta in questa carta, in questa, ma anche in questa e questa. Dunque ci sono delle cose che fra loro funzionano, ma ci sono anche delle cose che vivono per conto loro e la possibilità che subentri qualche nuovo interesse non lo escludo. Però dirti che loro nell'arco dei prossimi mesi possano rompere, io purtroppo non lo vedo ancora. Okay. Benissimo. Non mi ero accorta dell'ora, ma si è fatto veramente tardi. Io generalmente sto con voi una mezz'ora, son diventati quasi 50 minuti, però vanno in compensazione dei minuti che non riesco, ad elargire, sebbene mi farebbe piacere il venerdì, perché il venerdì seguo i protocolli di riequilibrio insieme a Marietto, dunque lavoriamo poi per riportare in armonia le frequenze, le vibrazioni, ma anche tutte le circostanze che vivono le persone che si sono affidate a noi appunto per queste procedure. Io ringrazio te Stella, ehm, chiedo ovviamente scusa alle persone a cui non sono riuscita a dare una risposta, per questo vedrò di farmi perdonare mercoledì sul canale YouTube del Marietto Veneziano, mi raccomando alle 21, vi aspettiamo, così appunto daremo spazio, oltre che agli affezionati del canale del Marietto, a quanti di voi si volessero aggiungere tra le persone che parteciperanno e, porranno la domanda. Dunque cercheremo insomma di accontentare quelli che sono rimasti fuori dalle letture di questa sera. E vi ricordo comunque che sono disponibile per consulti privati a pagamento, 20 € 45 minuti.
E, che dire, vi volevo ricordare appunto che domani, alle 16, se non avete impegni, ma anche in seguito potrete comunque andare a rivedere la registrazione, sul canale Psicologicamente, che qui su YouTube trovate, mi sembra, Vincenzo D'Amato Ipnosi, sono ospite di Giovanni Fernandez e della sua trasmissione, durante la quale parleremo appunto dell'astrologia antica e delle chiavi del proprio destino. Grazie per essere stati in mia compagnia. Vi aspetto allora mercoledì 21 sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Grazie a tutti. Buonanotte.